In Veneto ad aprire un'attività sono rimasti solo gli immigrati, o quasi. Che gli stranieri lo facciano è molto positivo perché dimostrano di aver attivato un percorso di inclusione importante, perché sono stati costretti a rapportarsi con gli enti locali, eventualmente con l'istituto di credito a cui hanno chiesto un prestito. Periodicamente incontrano il proprio commercialista e una volta iniziata l'attività si interfacciano con i propri fornitori. Insomma, queste persone diventano parte integrante del sistema economico. Tuttavia c'è anche un rovescio della medaglia. Non sarebbero poche le aziende guidate da immigrati che anche in Veneto vengono aperte per coprire operazioni di evasione e commercializzazione su larga scala di merce contraffatta, creando problemi anche di concorrenza sleale nei confronti delle imprese venete dello stesso settore. Fenomeni distorsivi che le forze dell'ordine devono continuare a monitorare con grande attenzione.